Eccoci nuovamente in diretta con il nostro telegiornale, siamo ora in collegamento con Elena Donazzan, assessore regionale all'istruzione. Buongiorno Assessore, grazie per essere con noi quest'oggi. Buongiorno a voi e buon anno ancora e buona Epifania oggi. Grazie, altrettanto. Naturalmente non si può non parlare di scuola in questi giorni. Il Veneto, l'abbiamo sentito ieri, ha deciso di posticipare l'apertura delle lezioni in presenza per le scuole superiori dopo il 31 di gennaio, ma comunque c'è un po' di confusione, no? Anche l'associazione dei presidi è intervenuta proprio quest'oggi dicendo che questo tira e molla tra governo e regioni rende difficile capire anche quello che sarà il futuro, con tutte naturalmente le difficoltà e le incognite che questo presenta. Si era pronti per partire il 7, no? Quindi era stato fatto anche un grosso lavoro con le prefetture, le aziende di trasporto per organizzare, ora è stato tutto rinviato. Insomma, questa mancanza di certezze sta creando non poca confusione e anche disagio ai ragazzi. Lei ha detto giustamente mancanza di certezze, perché poi è questo il contesto più difficile da affrontare. E allora noi abbiamo voluto provare a dare un po' più di serenità, perché la scuola ha bisogno di questo. Eravamo pronti, sì, il 7 noi domani saremmo stati pronti anche con i piani trasporti. Abbiamo lavorato alacremente durante le festività, hanno lavorato i presidi, le prefetture, l'ufficio scolastico regionale soprattutto, che non ha mai mancato, e ricordo del Ministero sul territorio, non ha mai mancato di coordinare, ma la Regione, io e la collega De Berti sul fronte dei trasporti. Noi siamo pronti, il problema è che il contesto epidemiologico che non lo permette, cioè noi siamo pronti, abbiamo fatto tutto quello che dobbiamo fare per fare in modo che appena questa curva di contagio così alta in questo periodo ritornerà ad abbassarsi, noi saremo pronti con un piano che possa permettere di rientrare a scuola per le scuole superiori con le percentuali che sono diventate, questo sì, un incaponimento da parte del governo. Guardi, noi siamo tutti legati al contesto sanitario. Tutto è servente, mi viene da dire, perché la cosa che noi dobbiamo evitare in questo momento è il collasso dei nostri ospedali. Medici, infermieri molto stanchi, una situazione che dal monitoraggio che quotidianamente il Presidente Zaia fa ci dà e ci ritorna una situazione molto difficile per i numeri, e quindi noi guardiamo quel contesto. Poi noi siamo pronti sia sul piano della didattica che sul piano dei trasporti che su quello del distanziamento fatto nelle scuole magnificamente proprio per garantire sicurezza. Ma c'è un ma, tutto questo può accadere solo se la curva dei contagi si placa. E la seconda cosa, stiamo facendo uno sforzo notevole per tenere aperte le scuole medie e le scuole elementari, che domani infatti torneranno in classe. Ma guardate che non è scontato nemmeno questo, perché il quadro complessivo è molto delicato e quindi poteva anche accadere che anche questo tipo di offerta scolastica potesse non essere attuato. E abbiamo fatto in modo che nelle scuole superiori i laboratori, la parte di rapporto con le aziende, sia con tutte ovviamente le cautele e le precauzioni, sia posto in essere, perché è parte fondamentale della didattica e non può essere certo fatto a distanza. Tutte le scuole professionali, gli istituti tecnici, gli istituti professionali di Stato hanno bisogno, perché parte preponderante della didattica è questa, di fare i laboratori e di magari fare gli stage. Certo, sicuramente questa è la situazione. Assessore, ma questa è una nota, diciamo, che fanno gli studenti delle scuole superiori attraverso i loro rappresentanti. Se la situazione epidemiologica, così come lei diceva, è così grave, così preoccupante da rendere necessario il proseguo della didattica a distanza, perché allora si chiede di riaprire per esempio gli impianti da sci, le piste da sci nella nostra regione come nel resto della montagna? È una questione di priorità? Cioè la scuola è la Cenerentola delle priorità?
Questo dicono è una gli questione studenti. Sì, certo, e la ringrazio di porre questa domanda con questa nettezza, perché mi permette di rispondere. Non è una questione di priorità, è una questione di compatibilità. Mentre agli studenti non è negato il diritto allo studio, non è negato il rapporto con la didattica, con l'istruzione, anzi è un modo diverso, certo non soddisfacente, certo non lo vorremmo, certo peggiore di una didattica in presenza, della socializzazione, del rapporto in classe. La classe è il modello scolastico italiano. Però è compatibile l'apprendimento, magari non è soddisfacente ma è compatibile. Non è invece possibile salvare l'economia e salvare l'economia dei posti di lavoro che magari sono i genitori di quei ragazzi, non certo quelli che si lamentano, perché un figlio di un gestore di un bar, di un ristorante, di un impianto sciistico, di un maestro di sci, lui sa che è importante che suo papà possa andare a lavorare ed è importante che possa mantenere viva l'attività economica, perché se non c'è questo non c'è vita. Quindi mentre la scuola si può rendere compatibile, non ci piace, non è il massimo delle nostre aspettative, ma si può fare, cioè si può continuare ad avere il diritto all'istruzione a distanza, non si può avere il diritto al lavoro a distanza. Ecco, la ringrazio per questa risposta, peraltro insomma lei ha tutte le competenze visto che ha queste due deleghe, no? Sia quella alla scuola che quella al lavoro, e come abbiamo sentito anche nei collegamenti precedenti c'è una grandissima preoccupazione sia da parte delle categorie economiche sia da parte del sindacato per quello che sarà il futuro insomma di tanti lavoratori nei prossimi mesi. Se pensiamo appunto che a marzo verrà meno il divieto di licenziamento, ci diceva appunto poco fa il segretario della CGIL che effettivamente il rischio che si perdano molti posti di lavoro è elevato, è dietro l'angolo. E questa è la nostra preoccupazione per questo 2021, visto che siamo ancora all'inizio dell'anno e ci permette di, no, come sempre, come da nostra tradizione, come da aspettativa anche se volete psicologica di ciascuno di noi, l'inizio dell'anno è l'inizio, no? Ti carichi di speranza, fai gli auguri. Io auguro al Veneto di non perdere troppa economia, di non perdere troppo lavoro, di non avere tutti quei disoccupati che oggi sulla carta a me ritornano. Perché vede, lei l'ha detto bene, io ho queste due deleghe che stanno insieme, forse mi permettono di vedere le cose da un altro punto di vista, perché se lo guardi solo da una prospettiva il problema ha sempre la stessa sfumatura. Quando tu sei obbligato in questo senso, tutti noi dovremmo esserlo, a vedere la compatibilità della vita economica, della socialità, della vita delle nostre comunità anche in termini di tenuta del sistema sanitario, perché questa diciamo che il punto focale è questo, no? Come riusciamo a non riempire gli ospedali? Tutto il resto viene di conseguenza. Però c'è un però, ed è quello che a me attiene rispetto ai numeri. Guardi, solo nel novembre del 2020 ho trattato 21 casi di crisi complesse. In qualche modo più di una al giorno e questo in termini di lavoro vuol dire 13.000 lavoratori complessivi che rischiano di perdere solo per quelle aziende, solo per quei 21 casi il posto di lavoro. Lei immagina che cosa significa quando parliamo di tutto il Veneto, e dico a chi ci ascolta, ci sono poi le aziende, quelle che hanno l'onore della cronaca, quelle che quando tratto poi faccio un comunicato stampa e voi giornalisti ne date notizia e sono attenzionate, ci sono strumenti, c'è la cassa integrazione, c'è l'accompagnamento, anche se il danno è terribilmente grave quando chiude un'azienda, ma pensiamo a tutto quello che io non tratto, che è il mondo del lavoro silenzioso. Qualcuno lo chiama sommerso, ma sommerso dall'idea del nero. No, io dico silenzioso: baristi, ristoratori, negozianti, palestre, collaboratori delle società sportive. Sono lavori questo fa economia. C'è una famiglia che vive dietro questo e questi non fanno rumore. Certo, Assessore, io la ringrazio per questo suo intervento, buon lavoro naturalmente e buon anno anche a lei. Grazie a lei, un saluto. grazie a voi. Grazie. Allora, ultima parte di questa diretta del nostro telegiornale, abbiamo in collegamento il sindaco di Arcade, Fabio Gazzabin. Buongiorno sindaco.
Buongiorno a voi e telespettatori. Grazie allora di essere con noi. Una festa dell'Epifania molto diversa per Arcade, quella di quest'anno, quella del 2021. Sappiamo appunto che Arcade è il comune trevigiano nel quale da quanti anni, Assessore? Oltre 50, Assessore, Sindaco scusi, si realizza questo Panevin che è il più grande della Marca e penso anche del Veneto, che richiama ogni anno insomma decine di migliaia di persone. Allora, quest'anno è la 54esima edizione, quindi sono 54 anni che in Arcade viene, diciamo, fatta questa, chiamiamola così, accensione del falò o Panevin in maniera molto più diretta. 54 anni ininterrotti. Quest'anno purtroppo, per i motivi che conosciamo, ieri sera con le lacrime agli occhi e il cuore gonfio di tristezza, non accenderlo, o meglio, diciamo che ieri sera gli alpini comunque hanno voluto dare un segnale accendendo un piccolissimo farò, piccolissimo, con il parroco che l'ha benedetto, per ricordare tutti i morti alpini del Covid e anche di altre, diciamo, ovviamente malattie. E quindi è stato un momento toccante, perché messa dedicata a questi defunti e poi questo momento di raccoglimento attorno al fuoco, che comunque è un simbolo di aggregazione. Ecco, stiamo vedendo intanto naturalmente le immagini che stiamo vedendo sono quelle degli anni passati, quando appunto questa enorme pira che si accendeva nella piazza di Arcade, lo vediamo, insomma, richiamava veramente decine di migliaia di persone da tutta la provincia per vedere questo grande falò. Quindi è stato acceso questo piccolissimo fuoco dagli alpini, giusto appunto a livello simbolico, no? Esatto, sì, esatto. Proprio piccolissimo, 3 persone attorno. È stata, diciamo, la messa, la benedizione del parroco al fuoco e questo momento di raccoglimento, come dicevo prima, per ricordare, diciamo, i defunti. E poi ovviamente un secondo dopo si è pensato cosa facciamo l'anno prossimo, e quindi è già cominciata la preparazione mentale del Panevin 2022. Ecco, posso chiederle, Sindaco, da che parte andavano le faville di questo piccolo fuocherello, giusto così, per sapere che cosa ci attenderà nel 2021? Diciamo, insomma, che non fanno testo, comunque ieri sera andavano verso sud, quindi proprio a metà fra il Levante e il Ponente. Quindi diciamo che è un segnale, no? Vuol dire che comunque qualcosa sta cambiando, no? Dal peggio stiamo andando al meglio. Questa è un po' la filosofia di ieri sera. Comunque, ripeto e sottolineo che Arcade 2022 è già pronto, sta già pensando cosa fare anche per preparare il 2022. Quindi insomma si cerca di guardare avanti con positività. Ecco, Sindaco, assolutamente. Ovviamente al di là del Panevin, insomma, lei naturalmente è sindaco di una comunità che sta comunque vivendo, come tutte le altre del resto, questo momento così difficile, con un tributo pesante purtroppo di persone che hanno perso la vita a causa della pandemia, di persone che sono ammalate, di persone che si trovano in grossa difficoltà economica, sempre a causa appunto di questa sciagura che ci ha colpito. Qual è il suo augurio alla comunità per questo 2021? Diciamo che l'augurio è che il 21 sia un anno normale, cioè che si torni a fare le cose che abbiamo sempre fatto, andare in piazza, passeggiare, trovare gli amici, fare, diciamo, socialità, perché questo maledetto momento ha proprio rotto in maniera molto pesante, per quanto riguarda il nostro comune, quindi la nostra comunità, il fatto dei rapporti. Diciamo che il sentire appunto queste persone che ovviamente si avvicinano agli uffici dei servizi sociali per testimoniare situazioni proprio personali, anche interne, devastate dal punto di vista proprio di rapporti, fa molto male, perché ripeto, riusciamo a dare una mano sul cibo, sull'aiuto, su quello che in questo momento la comunità sta chiedendo, e sottolineo con moltissima manifestazione di solidarietà da parte degli arcadesi,
perché hanno fatto sotto Natale, abbiamo raccolto alimentari, abbiamo dato a 50 famiglie un sostegno proprio tangibile, però la cosa che più fa male è che, e quindi il mio augurio è che si torni a essere una comunità normale, perché veramente all'interno moltissime persone stanno vivendo una situazione psicologica molto molto pesante. Ecco, io la ringrazio per questo augurio, perché forse è quello che speriamo tutti quanti, no? Sembrava banale dirlo fino all'anno scorso, no? La normalità, ritornare alla normalità, e questo credo sia il desiderio di tutti noi per questo 2021. Grazie allora a Gazzabin, grazie a lei, buon lavoro al sindaco di Arcade. Auguri ancora a tutti. Grazie. Allora noi siamo giunti al termine di questa edizione. Io vi ringrazio naturalmente per essere stati con noi. Arrivederci.